La nostra posizione è ferma per un secco no alla stanza del buco a Mestre. Fratelli d'Italia alza il muro, nessun dialogo, nessuna trattativa, respinge al mittente la proposta di aprire una stanza del buco a Mestre. L'idea lanciata da Gennaro Marotta, presidente della municipalità di Mestre Carpenedo, non è un intervento su cui riflettere, ma una resa incondizionata dello Stato davanti alla criminalità e al degrado. Così i meloniani di Venezia chiudono la porta a qualsiasi discussione. L'idea che aprire una stanza del buco in un luogo specifico della città dove c'è già un grave problema, diciamo, c'è un problema di sicurezza, comporterebbe tutto un effetto negativo per il quale attirerebbe altri spacciatori, attirerebbe altre persone tossicodipendenti e creerebbe un disagio sociale importante di sicurezza non solo percepita ma di sicurezza reale per tutto l'intorno che va a creare. Lo Stato non può e non deve legittimare lo spaccio e l'autodistruzione. Con queste parole i meloniani denunciano altresì il rischio che l'ipotetica area scelta diventi a tutti gli effetti una calamita per spacciatori disperati da tutto il Veneto e non soltanto. La richiesta a questore e prefetto. Noi chiediamo al questore e prefetto che faccia un coordinamento anche con i servizi sociali e i servizi sanitari che magari possono intervenire sotto altri aspetti nel problema e insieme a loro si trovi una soluzione che sia congiunta per ovviare al problema che c'è in questo momento attenaglia i cittadini. Gennaro Marotta dal canto suo non arretra e rilancia. È una questione di salute pubblica. L'obiettivo primario è azzerare l'abbandono di aghi nei parchi, lungo i marciapiedi o vicino alle scuole. In sintesi, via le siringhe dalle strade, conclude. Insomma, è una vera e propria guerra di visioni. Da un lato c'è chi vede la stanza come un presidio medico per ripulire i quartieri dal degrado biologico, dall'altro chi la considera come un ghetto. Perché di fatto poi potrebbe sostanzialmente diventare una stanza dello spaccio. Noi chiaramente dobbiamo difendere la cittadinanza, dobbiamo difendere il quartiere e dobbiamo far sì che il quartiere, diciamo, sia rigenerato col bello e non attraverso il brutto.